a stretto giro dall'ufficio stampa. Bene, io direi di partire. Ringrazio tutti per la presenza, ringrazio le autorità che oggi ci hanno onorato della presenza, quindi l'assessore Bini, sindaco Stefano Balloch, sindaco di Cividale del Friuli, che è la città che ci ospita come Mittelfest. Si collegherà a breve l'assessore Tiziana Gibelli, che è impegnata in Consiglio regionale, quindi mi ha chiesto scusa di eventuali dilazioni, quindi nel momento in cui si potrà collegare la faremo entrare. Credo oggi annunciamo a livello nazionale questo grande evento che è il Mittelfest, che si svolgerà dal 5 al 13 settembre dal vivo. È stata una sfida che ci siamo posti da subito, da marzo, quando è scoppiata la pandemia, e abbiamo spostato dalla classica data che è prevista a luglio al mese di settembre. Abbiamo voluto portare avanti un progetto dal vivo, tenuto conto che la situazione della nostra regione è una situazione buona dal punto di vista Covid, fortunatamente è stata tenuta sotto controllo, Cividale nello specifico non ha avuto casi, quindi abbiamo voluto lavorare e stiamo lavorando per utilizzare le linee guida della regione e dello Stato italiano per poter permettere di usufruire di spettacoli nel modo più sicuro in assoluto. Il tema di quest'anno è l'empatia, di cui poi vi parlerà Aris Pasovic. Io voglio, prima di passare la parola all'assessore Bini e di seguito al sindaco di Cividale, Stefano Balloch, fare i miei ringraziamenti ai soggetti che ci permettono di fare questo festival. Noi siamo un'associazione in cui soci sono la Regione Friuli Venezia Giulia, Civibank, il Comune di Cividale del Friuli, l'Ente regionale dei teatri, l'ERT, che appunto contribuiscono alla nostra associazione. E abbiamo poi il contributo del MIBACT, della Fondazione Friuli, saluto il Presidente Morandini che è in linea, la Camera di Commercio di Udine e Pordenone, l'Arlef, che è un altro importante nostro partner e con cui anche facciamo una coproduzione importante e abbiamo una relazione da diversi anni, che è l'Agenzia regionale per la lingua friulana, il Promoturismo, e poi siamo sostenuti e abbiamo dei patrocini da diverse ambasciate, consolati, dall'INCE, questo nello spirito di Mittelfest, che è lo dice la parola, è contenuto nella sua parola, siamo un festival multidisciplinare nell'ambito della Mitteleuropa, e questo per noi è un grande onore portare avanti questo festival e questa come dire, attività, soprattutto quest'anno che appunto è un anno particolare dove abbiamo avuto il Covid che ci ha frenato. Abbiamo delle importanti collaborazioni internazionali che ringrazio, il Dutch Performing Art, abbiamo delle collaborazioni dei media partner che ricordo che sono Rai 3, Rai 5, Rai Cultura, Rai Friuli Venezia Giulia, Telefriuli, e inoltre noi come Mittelfest siamo parte orgogliosamente dell'Associazione Italiana dei Festival all'Aperto, la cui assemblea si è tenuta da pochi giorni, e della European Festival Association, che è l'associazione europea che raduna tutti i principali festival. Questo per noi è un punto di onore. Quindi ringrazio anche gli ospiti, tra cui ho già ricordato il questore di Udine, Emanuele De Bernardin, il vicequestore di Cividale, Alessio Camponese, l'assessore alla cultura del Comune di Cividale Friuli, Angela Zappulla, Anna Manfredi, il presidente che ho già ricordato della Fondazione Friuli, e poi abbiamo Diana Barillari dell'Accademia Nicopette, Valentino Danelon che rappresenta nei suoni dei luoghi, l'Arlef nella persona del presidente, Area con Marta Bevilacqua e Giulia, e Marco Mascioli. A questo punto io passerei la parola per un saluto all'assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Emilio Bini della Regione Friuli Venezia Giulia, e poi a Stefano Balloch. Quindi prego Assessore per i tuoi saluti e grazie per essere intervenuto.
Buongiorno a tutti, sono io Presidente che ti ringrazio per il gradito invito. Un saluto, non lo vedo in video, al Sindaco, nonché amico Stefano Ballo, un saluto al Questore e a tutti gli importanti ospiti intervenuti. Beh, che dire, innanzitutto devo farvi complimenti perché non avete mollato. Questo è un anno assolutamente difficile, è un anno assolutamente diverso, ma io penso che il segnale della ripartenza, come l'ha chiamato anche il nostro Presidente, il Festival della ripartenza, andava assolutamente dato. La vostra storia è così importante e così come lunga anche negli anni, ed è un segnale assolutamente di unione tra tre, no? La Mitteleuropa, quindi la cultura tedesca, la cultura slovena, la cultura italiana. Ed è sempre aspettato un po', non solo dalla nostra, ed atteso non solo dalla nostra regione del Friuli Venezia Giulia. Un plauso per il palinsesto ed un plauso ancora più grande per aver scelto, leggo che circa l'80% degli artisti saranno artisti italiani, e avete fatto molto bene. Purtroppo il comparto ha subito e sta subendo ancora una crisi importantissima, importantissima. Ci sono molti artisti che dal benedetto lockdown, da quando è iniziata questa pandemia, non hanno ricominciato a lavorare, non hanno introiti, ci sono problemi di cassa. E le istituzioni, io penso, debbano in questo momento sostenere un comparto così importante come il comparto della cultura, in un paese come l'Italia, dove la cultura rappresenta comunque una percentuale molto importante insieme al turismo del prodotto interno lordo. Guardate, noi come Regione Friuli Venezia Giulia in questo momento, ma poi sicuramente la collega Gibelli sarà molto più puntuale rispetto al sottoscritto, abbiamo cercato di sostenere in tutti i modi i settori particolarmente colpiti, anche il settore culturale. Non ultima il sostegno che abbiamo dato con le cosiddette, il sostegno economico per le arene Covid-free, un piccolo segnale, ma un segnale importante che viene dato a tutte le città, le grandi città del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza anche agli imprenditori del comparto. Quest'anno sarà un festival diverso, avete detto, un festival comunque che verrà svolto con presenza fisica, seppur in spazi chiusi e in spazi diversi. Leggo comunque i posti dove verranno, come dire, le tre principali location, quindi il Teatro Ristori, la Chiesa di San Francesco e il Santa Maria dei Battuti, sono posti meravigliosi. A me Cividale comunque ricorda gli anni delle scuole superiori. Ho passato 5 anni a Cividale, al collegio Paolo Diacono, quindi ho un ricordo meraviglioso di questa città. Io non voglio dilungarmi oltre. E quello che voglio sicuramente portare è il saluto di tutta la regione, compreso il Presidente, augurarti, caro Presidente, buona fortuna per questa tua importante prima, e augurare buon lavoro un po' a tutti gli addetti ai lavori, che sia davvero un gran festival, un gran Mittelfestival. Grazie. Grazie Assessore, grazie delle tue parole. Che dire, stiamo lavorando, vogliamo che il turismo culturale sia un perno. Quest'anno stiamo lavorando appunto affinché Mittelfest sia appunto un sostegno al territorio, stiamo lavorando con tutti i soggetti del territorio, stiamo lavorando con gli artisti, appunto come hai ricordato giustamente abbiamo voluto dare una prevalenza agli spettacoli locali e nazionali, proprio per dare un supporto, dare un segnale forte ai nostri artisti che si sono trovati un'industria che ha avuto un colpo molto pesante. Quindi grazie di essere qui e grazie del tuo supporto. Passerei al sindaco di Cividale del Friuli, Stefano Ballo, che è anche vicepresidente dell'associazione Mittelfest, un punto importante all'interno della nostra organizzazione, una persona che devo ringraziare per tutto quello che sta facendo per il supporto, e quindi ti chiederei Stefano di parlare. Grazie.
Sì, grazie a te Presidente, buongiorno a tutti i nostri ospiti e un saluto a tutti voi da parte di una città che non si è mai fermata, a dire il vero. Abbiamo lavorato anche nei momenti più drammatici del lockdown proprio per far sì che lo spirito della città di Cividale, che è una città che da sempre ha puntato sull'accoglienza e sulla cultura, fosse pronta ad accogliere ciò che in questo momento in particolare vi stiamo presentando. Siamo stati la prima città in Friuli Venezia Giulia ad aver aperto il primo giorno utile i suoi musei. Purtroppo la pandemia ha fiaccato quello che era per noi forse l'industria più importante che negli ultimi anni abbiamo cercato appunto di sostenere con investimenti importanti per i quali anche questa è un'occasione per ringraziare in modo particolare la Regione Friuli Venezia Giulia, che non solo evidentemente sostiene questo festival, ma ha fatto un investimento veramente importante per il sostegno alla città di Cividale nell'ambito appunto delle progettualità UNESCO in particolare. E noi che eravamo abituati appunto in questa stagione, in questi mesi, ad accogliere quasi 50.000 visitatori solo nell'ambito del nostro tempietto longobardo, in questo momento ci apprestiamo a lasciare spazio proprio alle suggestioni di Mittelfest, di questo festival che da 30 anni la città di Cividale è onorata di ospitare e che mai come quest'anno, come appunto è indicato in cartella stampa, vede appunto la necessità di guardare allo spirito originario, a quella forza unificante che la Mitteleuropa aveva saputo esprimere proprio nell'ambito degli esordi di questo grande festival, quando la Mitteleuropa aveva trovato appunto i suoi confini veramente aperti nell'ambito appunto di questo festival e nell'ambito appunto di questi progetti culturali. Oggi abbiamo provato un senso di smarrimento tutti noi nel trovarci appunto isolati, nel verificare che appunto i confini ai quali eravamo abituati a varcare a pochi chilometri da casa nostra erano nuovamente chiusi. Ecco, Mittelfest rappresenta quest'anno proprio un momento di unione, un momento di condivisione ed è il vero antidoto, secondo me, contro la paura che ciascuno di noi in questi mesi ha maturato contro chi ci sedeva accanto. Io credo che appunto aver osato, e su questo ovviamente va fatto un plauso al nostro presidente Corciulo, al consiglio di amministrazione e al direttore Aris Pasovic, il fatto appunto di fare un festival dal vivo in questo momento ha un significato ancora più profondo per tornare a dare fiducia non tanto ad una città, un territorio dove ovviamente ciascuno potrà arrivare assolutamente tranquillo, in quanto tutte le precauzioni e i protocolli di sicurezza che sono necessari ovviamente in questo periodo ancora vengono applicati, sono stati applicati e verranno applicati in maniera rigorosa anche durante il festival, ma la possibilità che avremo appunto di incontrarci, di stare nuovamente seduti uno a fianco all'altro, godendo appunto di uno spettacolo straordinario che è quello che appunto con le prime assolute, i progetti, Mittelforum e con anche alcuni eventi collaterali che anche come città abbiamo deciso di presentare, ad esempio la riapertura di Palazzo De Nordis l'11 di settembre ne rappresenta con l'esposizione permanente degli quadri impressionisti che andremo ad esporre. Sarà uno di questi argomenti e di questi eventi che si affiancano appunto a giorni straordinari che dal 5 al 13 settembre la città di Cividale, il Friuli Venezia Giulia,
il nostro paese e perché no la Mitteleuropa vivranno a Cividale. Io vi ringrazio per il supporto che sempre è stato offerto a Mittelfest e alla città di Cividale, tutti gli interlocutori che oggi con noi come ospiti istituzionali a questa conferenza stampa partecipano, e ringrazio il mondo appunto dei media, i giornalisti per il supporto che sempre hanno voluto offrire al nostro festival, e mi auguro che appunto anche quest'anno, soprattutto in questo momento così difficile, questo supporto non venga meno come mai lo è stato in questi anni. Grazie. Grazie Sindaco e grazie delle tue parole. Ecco, l'assessore Gibelli purtroppo mi scrive che è ancora in aula, per cui si collegherà più avanti, quindi io procederei nel programma. Allora, prima di entrare e passare la parola al nostro direttore Aris Pasovic, faccio un po' sintesi di alcuni passaggi che sono stati detti. Allora, noi dal punto di vista tecnico, festival 5-13 settembre, faremo un pre-festival che inizia il 21 di agosto, di cui annunceremo prossimamente un po' tutte le varie attività che abbiamo previsto, molto interessanti. Durante il Mittelfest abbiamo 3 Mittel Forum, abbiamo una serie di attività che ritengo di assoluto valore, anche nella fase del pre-festival. Questo anche per poter permettere, per dare un supporto maggiore al territorio e utilizzare il territorio. Cividale Friuli, per chi non c'è mai stato, è uno dei posti più belli che abbiamo in Friuli. In Friuli abbiamo una regione naturalmente bella, una regione piccola, che è un compendio dell'universo, come dice qualcuno, perché abbiamo la montagna, il mare, abbiamo tutto. Cividale è nel cuore dei colli orientali, abbiamo un sistema vitivinicolo tra i primi al mondo, un sistema enogastronomico di assoluto livello, e Cividale ne è un po' la sintesi. Siamo al centro di questa Mitteleuropa, che è un po' il nostro leitmotiv. Noi vogliamo e abbiamo voluto anche dare un simbolo ulteriore in questa fase di riapertura delle barriere che purtroppo con il Covid sono tornate a salire, ed era un qualcosa che da 30 anni non ci pensavamo più. Questa cosa qua ha fatto male e credo che continua a far male, perché chiaramente il fatto delle barriere non è una cosa positiva, soprattutto in un territorio come il nostro, dove fondamentalmente in pochi chilometri siamo già sui confini, già attraversiamo, diciamo, i nostri confini. E quindi il Mittelfest vuole, chiaramente in un momento storico diverso, in un contesto diverso, rappresentare un po' quell'ideale di riapertura dei confini, di riavvicinamento delle persone usando la cultura. E Cividale ne è una sintesi perfetta, e invito tutti a venire a trovarci, perché ritengo che vedere Cividale, vedere il progetto anche Mittelfest, ma vedere il territorio su cui è incastonato questo festival è un qualcosa di assoluto, diciamo, interesse e assoluta bellezza. Tema Covid, noi siamo iperdisciplinati, abbiamo deciso e discusso il festival sulla base delle linee guida precedenti, non quelle attuali, che sono leggermente un po' più open, però fondamentalmente saremo molto rigidi nella gestione. Tutta la biglietteria verrà gestita solo online, proprio per evitare assembramenti. L'ingresso agli spettacoli sarà gestito come salire sugli aerei, con degli slot orari, con accompagnamento ai posti e con tutte, diciamo, le misure di sicurezza. Questo voglio che sia un messaggio che passa chiaro all'interno di un territorio che non ha avuto problematiche Covid, all'interno di un territorio che la Regione Friuli-Venezia Giulia, che si è spesa tanto per cercare di lavorare su questo aspetto e di contenere al massimo, e quindi questo sicuramente è un plauso che va alla Regione. Prima di passare a dare, mi permetto anch'io un ringraziamento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, all'assessore alla cultura Tiziana Gibelli, al presidente Fedriga, all'assessore al turismo, perché ci hanno aiutato veramente, ci hanno supportato. La Regione Friuli è stata la prima regione a ricoprire tutte le attività culturali con una legge uscita agli inizi di maggio, e questo ci ha permesso fondamentalmente di lavorare e portare avanti il nostro progetto in tranquillità. Ci rendiamo conto che
siamo in un momento difficile, però la cultura va vissuta dal vivo. Io personalmente non sono un pro streaming, perché credo che lo streaming abbia in qualche maniera, soprattutto lo streaming gratuito, abbia fatto del male all'industria della cultura. Quindi la cultura va vissuta dal vivo e Cividale è il posto migliore per poter vivere questa esperienza. Quindi vi aspettiamo, e questo voglio dirlo in maniera forte e sottolinearlo in maniera forte. Da qui passo ad Aris Pasovic. Aris è il nostro direttore artistico, è il terzo anno che è con noi, ha fatto dei programmi importanti, ha un'esperienza importante. Aris in questo momento è a Sarajevo, rientrerà ai primi di agosto, farà la sua quarantena e sarà poi operativo con noi. Chiaramente lo aspettiamo, avremmo voluto averlo oggi con noi. Prima di passare la parola ad Aris, che lui parla in inglese, ricordo che chi vuole appunto avere la traduzione dall'inglese va nella parte inferiore di Zoom, c'è Interpretation tra Record e Reaction, entrate su Interpretation, scegliete spagnolo, perché l'italiano su Zoom purtroppo ancora non c'è, scegliete spagnolo e potete seguire la traduzione diretta di quello di Aris. Aris, a te la parola, grazie per il grande lavoro e credo che tutti rimarranno impressionati da questo programma che sei riuscito e siete riusciti con tutto lo staff a mettere in piedi. E ringrazio qui chiaramente tutti i collaboratori del Mittelfest perché hanno lavorato tantissimo, hanno dato tanto per riuscire a portare avanti questo progetto. Io ringrazio il Consiglio di amministrazione Mittelfest che in questi mesi abbiamo anche noi lavorato molto per riuscire a gestire questa situazione, quindi i ringraziamenti vanno ai collaboratori, al CDA e a tutti quelli che sono vicini a noi. Grazie. Aris, a te la parola. Buongiorno. Thank you very much, President Corciulo, for your great introduction, and thank you, Assessore Bini and Sindaco Balog, for your great words about Mittelfest and your encouraging message regarding Mittelfest and mentre il treno Angelica non paga, I have now una piccola. E quindi due, solo che il bus è molto più lento, devo partire molto prima. Sì, il tipo me l'ha detto, signora, non c'è nessuno in aeroporto. Devi mutare i microfoni cortesemente, muta il microfono della signora che parla sotto. I think Assessore Gibelli just joined in, President. Is in? I think she just joined in. Okay. Will you maybe ask Assessore to speak? Yeah. Okay. Please, now I'm checking where is. I don't. Ecco. Assessore Gibelli. Vediamo se riesce a sbloccare il microfono. Da sbloccare il microfono, assessore, che è bloccato. Maybe you can give her a buzz by the telephone. Francesco, riesci a sbloccare? Ecco, assessore è collegato adesso, È collegata? No, mi va via adesso. Assessore, siamo in linea, può parlare? Vediamo. Ecco. Assessore, la sentiamo, la sentiamo. Ecco. Questo è sempre il bello della diretta. Vediamo.
Eccoci. Allora, devo sbloccare il microfono, assessore, e puoi parlare. Grazie. Eccoci, grazie. No, beh, con i miei potenti mezzi regionali ho il PC un po' datato, al quale è stata applicata una webcam stamattina apposta per l'occasione. Ma mi sono dimenticata di segnalare che l'audio non funzionava, però ho risolto brillantemente infilando gli auricolari. Perfetto. Vi chiedo Bene. scusa per questa incursione tipo ride. No, avevo già preavvisato, ha parlato l'assessore Bini, il Stefano, Aris stava partendo con la presentazione del programma, per cui sei arrivata perfetta. Grazie. Stamattina ero in commissione per l'assestamento e quindi abbiamo avuto qualche problema. Io ho poche cose da dirvi, anche perché mi sembra più importante appunto che ci concentriamo sulla presentazione del programma. Vi concentriate, io vi devo lasciare a breve. La cosa essenziale è che Mittelfest è una risorsa per questa regione. È una risorsa perché l'intreccio delle tre culture, il crocevia delle tre culture, quella italiana, quella austriaca e quella slovena, deve tornare a pulsare come un cuore pensante. Tanto più in questo periodo nel quale tutti sappiamo quali sono anche le difficoltà di rapporto e di contiguità dovute all'emergenza Covid, dovute a comprensioni, per fortuna quasi tutte sempre superate, ma questi problemi accentuano ancora di più la necessità che ci sia invece un raccordo e che continui ad esserci la pacifica convivenza che abbiamo avuto anche in anni nei quali altrove non era pacifica, va detto. In questo la cultura assume un ruolo molto importante. Assume un ruolo molto importante, oserei dire determinante. Io non temo l'imbarbarimento politico, cioè non è che non lo tema, lo temo, ma mi preoccupa meno dell'imbarbarimento culturale, perché credo che gli anticorpi della democrazia nel nostro paese siano fortissimi e che quindi non corriamo il rischio di ripercorrere strade sbagliate, fatali, esiziali. L'imbarbarimento culturale invece è una preoccupazione grave. È una preoccupazione grave perché la cultura interpretata a senso unico è un elemento subdolo ma pervicace. Cultura è, nella sua accezione più ampia, il sapere di tutti, le idee di tutti che si mettono a confronto. Poi ciascuno di noi sceglie che cosa fare. Non ho mai creduto nello scopo educativo a senso unico della cultura. La cultura non deve educare, la cultura deve offrire delle opzioni di autoeducazione. È molto diverso. Questo Mittelfest deve fare. Mittelfest deve tornare ad essere ambasciatore di questa concezione delle tre culture, di incrocio, di confronto delle tre culture, e deve tornare ad essere quel grande elemento di attrattività che era per le persone che vogliono venire nella nostra regione, che non sono esclusivamente i turisti, sono anche gli studiosi, sono i curiosi, sono coloro che amano vivere le nuove esperienze in un contesto che è ricco di storia millenaria, plurimillenaria ormai. Questo è Mittelfest e questo deve essere. Grazie per aver osato, è quello che dico a tutti i nostri soggetti di produzione culturale in questi giorni, perché non era facile, con le restrizioni che pure via via hanno allargato un po' le loro maglie, ma che comunque condizionano tutte le nostre edizioni estive delle nostre proposte culturali. E grazie per la capacità che Mittelfest ha avuto, magari un po' meno nel passato recente, speriamo molto di più in futuro, di attrarre risorse dei privati. Questo è fondamentalmente importante. Noi abbiamo realizzato lo strumento del Art Bonus proprio
in previsione che io facevo a medio termine. Ragionavo sul fatto che tra qualche anno verosimilmente le risorse destinate alla cultura potrebbero essere inferiori a quelle che il settore pubblico può destinare adesso. Purtroppo l'emergenza Covid invece ha accelerato di molto. Quindi lo strumento dell'Art Bonus è uno strumento che facilita la ricerca di risorse del privato e io mi aspetto che tutti i nostri soggetti più importanti lo utilizzino già da quest'anno, perché è in questo anno che va consolidato perché possa poi crescere, mantenersi intanto e crescere in futuro. Come dico sempre, 1 milione dato all'Art Bonus sono 2,5 milioni a disposizione della cultura della nostra regione. 1 milione dato sullo scorrimento di una graduatoria, resta 1 milione. Quindi con questo appello concludo. Non esprimo auspici perché ho una certezza, e cioè che questa edizione di Mittelfest ci darà delle soddisfazioni. Grazie al Presidente, grazie al Consiglio d'amministrazione che hanno ben lavorato in questi mesi, grazie al direttore artistico e grazie a tutti voi. Arrivederci. Grazie Assessore, grazie, belle parole, le portiamo con noi. Ho già ringraziato prima che arrivassi del lavoro che hai fatto, del fatto che ci avete aiutato e protetto in questo periodo e ci avete permesso di portare avanti questo progetto, e ho ringraziato tutti, in particolare appunto l'assessorato e l'assessore Tiziana Gibelli. Grazie. Bene, passerei quindi ad Aris che aveva iniziato a parlare del programma. Saluto di nuovo l'assessore. Aris, prego, please, you could start. Thank you, Assessore Gibelli. I join President Corciulo in thanking you for your words and support for Mittelfest, as well as I expressed my gratitude to Assessore Bini and Sindaco Balok for their support and taking part in this important press conference for us. I will try to be short because a lot of very important things have been said already. I want to join President Corciulo in thanking all the people working at Mittelfest. They have been working extra hard for this edition. Emanuela Furlan, the Managing Director, Nadia Zian, the General Secretary, Patrizia Furlano, our main producer, our great press office with Cristina Savi and Giulia Caligaro and their companions at the press office, Stefano Laudato, our technical director, and everybody else that concerned about Mittelfest. Our board that has been working for a few months gave an extra energy in the right moment, I would say. You know, they came just before Corona. Nobody expected, you know, that their term will start with such a big challenge. But President Corciulo, as well as all the members of the board, have been really working so hard, and they've been so efficient in making decisions, giving the energy, and also braving the storm. I think, you know, they are very brave people to act decisively in this epic drama that has been unfolding in Italy and in Europe and around the world in the last few months. I want to express to all of you and to all people of Friuli Venezia Giulia and Italy a greatest respect for your brave and consistent fight against COVID-19. Italy has been one of the biggest of the countries, one of the countries with the biggest damage, with the biggest tragedy. And I think that the very fact that we are talking about the festival, artistic festival, in the next 2 months, it's already fantastic achievement. So we also wanted, you know, to be sure that the festival will be safe. That was our first condition, you know, and the board, the staff, myself, all of us tried to assess,
you know, what is the situation and can we do it in a completely safe way. Especially Cividale has such a wonderful record that there was no case of COVID-19 in the city. And that actually also helped us to make this decision, because we know the people of Cividale, they are very responsible people. We know the audience of Mittelfest. They are very responsible people. We know the artists, you know, that we are inviting, and they are responsible and very collaborative people as well. We know that all the services in Cividale, in Friuli Venezia Giulia, supported by the officials and the authorities, that actually went so well through this huge drama of COVID-19. And we found out that with the precise acting, we can believe that we will do it in a safe way together with our audiences and with our artists, and of course with a massive support by the media. The media is our main partner in this big undertaking, in this big task, you know, to do the festival live. I cannot agree more with Assessore Gibelli, with the President Corciulo, with all of you, to say that culture is so important always, and especially in the times of crisis, in the times of challenges that we are facing, that we must not give up on the culture as the societies, but also we have to think about the people who work in culture, and there are many jobs. It's a big industry, and they support their families, and we have to, and lots of other services around the artistic works are also so important to support. So it was very logical, you know, to me, and it was immediately we understood each other with President Corciulo that majority of the programs in this year, this season, should be expressed by the Italian artists. For many reasons. One of the reason, of course, is, you know, this we wanted to pay respect to the Italian artists and Italian culture for having such a big stamina in the face of the calamity. At the same time, we wanted to support Italian artists and the Friuli Venezia Giulia artists in making, abridging this existential crisis. It's not only cultural and social and health crisis, it's also existential crisis. So that's why we more than 80% of the program is done by the perfect, fantastic Friulian and Italian artists. We also wanted to keep, you know, the international spirit of the project of Mittelfest. Of course, having in mind in the first place that it is a meeting point of three big cultures like Italian-speaking, Slovenian-speaking, and German-speaking cultures, but also it is a crossroad for Eastern and Western Europe, for North and South, and we include also some other, I mean, our Dutch partners that have been the partner of the festival since last year. So this is like the overall concept. It's interesting, you know, that when I came 3 years ago, when I laid out the plan for the 3 years of my tenure, I said the first team should be millennials, the second team should be leadership, and the third team should be sensitivity. I felt, you know, that we live in the world in which we have to develop more sensitivity, more feeling for one for another. When we came to start talking about the program this year, it was first in October, in November last year, so there was no COVID in sight. And we said, okay, we need something more specific than sensitivity. So I said, okay, let's try with empathy.
And my staff reacted very positively on this. And then later, you know, when President Corciullo and the rest of the board joined Mittelfest, they also liked the idea. So empathy was recognized as something that we needed to discuss even before COVID. When COVID-19 appeared as a big thing in our lives, this empathy became even more urgent. So I think, you know, that we found important, good subject, and the first reactions are very good as well. I must also say that my colleagues from European Festival Association, from other festivals in Italy and around Europe, they're all impressed by the fact that we are having the festival live, and also by the program, because for us it was not important only to have the festival for the sake of the event, but we wanted high-level festival. We wanted a really good program. We wanted the best to follow the tradition of the best programs in Mittelfest. So let me very quickly, you know, tell you, because the journalists and all of you will get the information both online, but also in this wonderful wrap-ups that our press office prepared for you. But let me just highlight some of the programs, of the projects and artistic works that we will have in the program. We have a I don't want to sound self-congratulatory, but we have 25 programs, which is almost like a standard in a non-COVID times. You know, we had between 25 and 30 programs in the normal times, you know. But we have a stunning 10 world premieres, world and Italian premieres, and among them some of the biggest names in the industry. So we are very happy to open the festival with a really interesting program. You know, in the morning we will have the project of a very new, young, beautiful and great artist, singer Valentina Volpe Andreazza, that she will play together with the Abdo Buda Marconi trio, and they play the music coming from the area. You know, they play music that cover this Middle European area, all this beautiful different music. But also they have a very interesting project called Euphonia, which is about modern Europe. And I think, you know, this is a very, very brilliant beginning with a combination of the tradition and the future look of us and Europe. Later, we will have a big premiere of a concert of Orchestra di Friuli Venezia Giulia with the two big pieces. You know, one is Mozart Requiem. We wanted to pay the respect, to pay tribute to all the victims of COVID-19, the period of mourning, the period of sadness. And then it will be followed in a second part by a famous Dvorak's Symphony for the New World. We want to emphasize this energy for the beginning, for the beginning of the new era, and for new energy to be constructive and to build up. Also, besides the orchestra, the Friuli Venezia Giulia, Coro di Friuli Venezia Giulia will appear in this big concert that will be played at Duomo in Cividale. Besides that, we will have two major world premieres for the opening. One will be from Romeo Castellucci, the most important international Italian
director at this moment. He is really huge. He was supposed to open Salzburg Festival for its 100th anniversary this year, but the festival was cancelled. So he will open, be one of the opening pieces at Mittelfest this time with his innovative, always innovative work. This time it's called Third Reich. And the other, it's a beloved actor for many Italians, Alessandro Benvenuti, with his diary from the isolation, with his up-to-date, urgent thinking about an individual in this crisis. After that, you know, I will now just put a kind of, let's say, cluster. Cluster is not popular word now, but these are not COVID clusters. These are artistic clusters. We will have the programs that will focus on humanity, how we deal with the human feelings. And the piece Srebrenica by Roberta Biagirelli is in a memory of the 25th anniversary of genocide in Srebrenica in Bosnia. Important piece that has been already classic in a way, you know, when it comes to Italian relation to this horrible event. But then Mittelfest darling, I can say, you know, I mean, she's really beloved in Mittelfest. Maddalena Crippa will play an excellent piece called It Must Be a Genuine Love for Life, which is an adaptation of Diaries of Etty Hillesum, done by Giulia Caligaro, and it's about Shoah and how one personal strength can overcome even this kind of horrendous event like Shoah. Another big and famous actor, Italian but also European, Elio Germano, comes with an excellent piece, technologically innovative. It's kind of virtual 3D performance of his show Segnale d'Allarme, which is based on related, you know, on this horrible book, an Italian translation of Hitler's Mein Kampf. So it is. This is about totalitarianism and humanism, you know, how these two big important forces collide. Then we have, as I mentioned, Elio Germano and his innovative digital 3D project. We have another set of the projects that deal with the technology, and they include our Dutch guests, Akim Moisenikov. He is a great Dutch artist, a winner of the big award for upcoming artists, and this is a co-production, international co-production between Mittelfest and our partner Wonderful Festival from Amsterdam. Then Tin Man and the Telephone, this funny title of the band, actually indicates that there is a lot of fun in this music of this experimental jazz, but wonderful band who will play the show that's called satirically The Greatest Show. Also, there is one very interesting show about a fracture of human progress and the nature, you know, and actually some kind of bad planning, I would say. This is a really beautiful show, very touching, called 19th of July, 1985, and you know, of course, that it is the show about this Val di Stava catastrophe that happened in 1985
1985, and 268 people died because of the collision of this landslide that happened, you know, due to the bad construction work. And this is this company is called Office for Human Theater, and it is directed by Filippo Andrata. Very specific, very new, and I'm sure that it's very much up to the tastes of Mittelfest audience. Emma Dante, it's a big name, big European name, coming to Mittelfest in a collaboration with GSS, between Mittelfest and GSS Udine. She will, I mean, her actors will perform amazing piece called Miscordia, about Sicilian women and about empathy. It's a brilliant, it's a funny, it's a well done, and it will be absolute highlight, and I'm sure it will be big hit of the festival. From Serbia, we have a very interesting piece written by the actress from Fiume, from Rijeka, Mira Furlan, and she wrote an incredibly touching piece called Till Death Do Us Apart. It's about mother and daughter both dying. Miki Manojlović is a very famous actor and also famous in Italy, but around Europe. But this time also he appears in the show as the actor, but also as the director. Very touching piece about the departing people. And then we have some great music. There is one more show. It's called Immaculata. A wonderful show. It is. It was supposed to be directed by Tomasz Pandur, very much known to the Mittelfest audience, who used to be great Slovenian director, but unfortunately he died. He died young, and his sister Livia Pandur, who was a dramaturg, she finished the show, and it is about Mother Mary and her loss. So the show is the discourse of how Mother Mary dealt with the loss of Jesus. So it's a very touching, very poignant, but also very brilliant show. Concerning music, we have something really extraordinary, and that is Vinicio Capossela, very famous in Italy, wonderful artist with his Pandemonium project. Then we have another big star, which is Sollima, one of the best, world best cello players. We have a young prodigy who is successor of Sollima, Michele Marco Rossi, and we can be proud because Michele Marco Rossi somehow grew up as an artist with Mittelfest in the last 3 years. He appeared first time in first year as a part of the Young Talent show. Then second year, last year, we commissioned the piece for him, and this time he comes with a specially tailored piece called Hurt Heart that he will perform, and he's really brilliant. Then we have an amazing world-known Berlin Philharmonic string quartet that will play classical Viennese repertoire. That is for the end of the program. And we have a very interesting, beautiful piano player from Russia, Gala Chistiakova, and this is the co-production project with our partner piano competition, Friuli Venezia Giulia, and together with our partners Fatioli. Fatioli is a festival piano this year as well. The local talent, brilliant Valentina Danelon and Nicoletta Sanzin will play
Also commissioned concert meditation. You know, we started to work with Valentina last year. I asked her to develop a concept for Mittelfest, and now she will appear together with Nicoletta Sanzin in this incredible concept called meditation. Another great but very much established Friulian artist, Marta Bevilacqua, choreographer and dancer, will come this time with her new piece, the Reverse. It's called The Reverse, and Area is such a precious contemporary dance company in Friuli Venezia Giulia and in Italy as well. Filippo Ughi is also known as a director to Mittelfest audience. Last year, his theater, Piccoli Idoli, had an enormous success with their piece, and this time they come back. He is directing the Black Italian actors, dancers, and musicians. And in this context of Black Lives Matter and, you know, this anti-racist movement in Europe and the United States, they will play also the piece about how it's to be Black in the black skin. And the grand finale will be a really grand finale. First, we will have a concert called Empathy, which will be, I introduced, you know, Mittelfest always worked with the students of music. But I thought that we needed these students who are already young musicians to be in the main program, not as a side program. And from the first year until today, we developed this concept that they play a full-size concert. And this time it will be 2 conservatories, one from Udine and the other from Trieste, and Progetto Musica. Again, like last year and the year before, always big success, you know, with these youngest talent musicians from Friuli Venezia Giulia. That said, we also join them with the more mature artists, with the more experienced artists in the project that we co-produce with Arlef, and it's about Giorgio Mainero, this incredible, intriguing, mysterious musician, composer, and oculist from the 16th century, who lived in Udine and later in Aquileia. And Marco Maria Tosolini decided, you know, to make the show about him. I think it's a really interesting personality, and it's a really interesting show. And that's a continuation of collaboration between Mittelfest and Arlef. And my personal love affair with Arlef, we started actually last year. Before that, you know, you know that I directed in Zirli, in Friulano. And after that, we started to work with Arlef, with Mr. Eros Cisolino and William Cisolino. We developed a collaboration last year with this big epic concert, Marvei in Sefrese, that was almost cancelled. But I really put a big effort to save it, and we are very proud all together that we saved it and that we had this incredible concert that was aired and Rai Cinque earlier this spring as well. And this time we are going a step further with this interesting, to discover this interesting subject for not only for the people in Friuli Venezia Giulia, but also for Italian and international wider audience. I think, you know, I might miss something, lots of programs, but and we have again a core of Friuli Venezia Giulia with Boundless, with a concert that actually celebrates, you know, this unity of people and cultures, which is so characteristic for Friuli Venezia Giulia. I am sorry if I missed maybe 1 or 2, maybe I did, you know, because it's such a big and a wonderful program, and I don't want to keep you too long. Yeah, I think I said about Berliner Philharmonic String Quartet that will be also
part of this end. So the first day is a combination of Friulian artists and international artists, and the last day is a combination of the greatest international artists and the greatest Friulian artists together with the young talent. So I think that you know also that my policy is very much about to have as much as possible equal balance between gender, so that I want to include as many as possible female artists, directors, choreographers, writers, actresses, of course, you know. You also know that my policy is that we should keep multicultural and multiracial dimension of the festival. And I think that in all these challenges this year, we managed to put this big puzzle together. And now it's the next phase that we communicate this well to the audience, and that we, together with the audience, with the media and the artists, make this a very precise effort. The President Corciullo said it will be, you know, very strong protocol, but at the same time, we don't want to make it heavy. We want to make it, you know, as smooth as possible. You know, this is now a feature of our life, and now we have to deal with this. We will not be nervous. We will be kind, and we will go smoothly through this. I'm having here some notions that we have to stress some more collaboration like GSS, but I did say that we are collaborating with GSS as well as many other institutions in Friuli Venezia Giulia. I want to thank very much municipality of Cividale, as well as the services, the police, fire brigade, emergency, as well as the shop owners, restaurant owners, and all the people of Cividale that were always so supportive and so strong when it comes to their beloved festival that is one of the icons of this iconic city, one of the most beautiful, not only in Friuli Venezia Giulia, but I think in Italy and in Europe. Thank you very much for everybody. This is my last year. This is my last national press conference. I want to thank media for covering fantastically, you know, Mittelfest in the last 3 years, and I'm sure that this will be continued in the best possible way. So thank you everybody, and come and join us, and we will work together and play together during Mittelfest. Thanks Aris, thanks a lot. Bene, a questo punto spazio le domande, vengono gestite dalla Cristina Savi, della Giulia Caligaro, quindi chi si vuole prenotare... Before questions, please. I mean, I knew that I must slip somebody, and I did. And but it's not at the last place at all. It is Fondazione Friuli. That is not only partner, but the family of Mittelfest. So thank you very much, Fondazione Friuli, for your support, as well as Civibank. Thanks, Aris, it's correct. Grazie di nuovo. Bene, a questo punto Giulia e Cristina, se gestite appunto le domande, chi si vuole prenotare quindi scriva le domande, quindi di conseguenza Giulia e Cristina provvedono poi a darvi spazio per procedere. Grazie. Al momento non ci sono domande, non so se vogliamo mandare prima il video così nel frattempo arrivano. Sì, oppure possono anche farlo in diretta a questo punto, senza scriverci, insomma, sono tutti collegati. Se qualcuno... Sì, era per avere l'ordine di apertura del microfono, comunque va bene. Posso cominciare io? Sì, è Mario Brandolini. Sì, volevo una domanda molto
di servizio. Mittelfest in tutti questi anni aveva dei momenti di grande coralità, di grande partecipazione e di coinvolgimento di molti spazi della città. Ecco, io volevo chiedere le ragioni per cui si è deciso di concentrare le attività e le performance solo in luoghi al chiuso. Una domanda banale, però, insomma, rispetto alla storia della città, non credo solo per ragioni di sicurezza, forse, o per ragioni meteorologiche, non so. Prevalentemente, perché lei sa che per poter accedere anche all'inaugurazione, che la faremo sul Belvedere, che è un luogo all'aperto, dobbiamo avere gli spazi chiusi, accompagnare le persone, tutti possono entrare solo su invito perché devono essere mappati precedentemente, quindi le regole sono chiare e quindi noi vogliamo evitare assembramenti, quindi questa cosa qua chiaramente è stata la base di tutte le decisioni. Poi c'è un aspetto climatico, come giustamente ha ricordato, ovvero settembre a Cividale le temperature si abbassano, quest'anno il programma inizieranno tra le 5 e 5 e mezza, diciamo, a seguire, quindi sicuramente, diciamo, meno tardi del solito, però abbiamo fatto tutta la statistica degli ultimi anni, dopo le 7 e mezza, 8 di sera si va già sotto i 15 gradi in alcuni casi. Quindi questa cosa chiaramente non può essere d'aiuto per gli artisti, soprattutto quelli che vanno alla fascia più tardi, quindi abbiamo cercato di mettere assieme un po' tutti i pezzi. Chiaramente però la linea guida per noi è quella di fare delle cose al sicuro, tranquille e dal vivo chiaramente, e quindi evitando, diciamo, e non possiamo neanche farlo, attività, diciamo, che possono creare assembramento e problematiche, diciamo, di ordine pubblico legate al Covid. Grazie. Grazie. Just to add to this brilliant explanation by President Corciulo, we will actually honor this idea by 2 events. One event will be pre-event. Radio Zestava will play concert at the Piazza del Duomo. And the other one, the inauguration will be at Piazza Paolo Diacono in the morning, as well as this opening concert will be at Duomo. So it's not only 3. I mean, most of the programs play in these 3, but we also have a few other places just to honor this idea about Mittelfest in different parts of the city. E useremo anche la sala della Banca Popolare Cividale per le attività di Elia Germano, quindi, però è chiaro che il tutto viene fatto in un modo controllato, perché noi dobbiamo comunque mappare tutte le persone che accedono agli spazi artistici, quindi questo per noi oggi è un vincolo, ma lo facciamo con piacere e deve essere fatto proprio per questo motivo. Grazie. And also to save the time, we didn't speak about Mittelfest Forum and some side events, but we will also have some events at the Museo Archeologico and some other parts of San Francesco Church. Altre domande? Ecco, nel frattempo magari facciamo andare anche i video, così nel frattempo qualcuno fa domande. Preciso anche che dal 21 al 5, quindi noi organizzeremo il pre-festival che viene fatto, sono delle attività diverse, sia dei forum, avremo presente il 1° settembre Giacomo Rizzolatti, che è quello che ha scoperto i neuroni specchio, che si collega appunto, che è assieme al CSS ed è un progetto all'interno dell'ESOF che verrà a parlare a Cividale, e questo è appunto uno degli eventi che sono collegati al Mittelfest. Ne abbiamo altri in programma che verranno definiti, diciamo, proprio in questi giorni, stiamo chiudendo, che verranno comunicati in un secondo momento. Allora direi, se non ci sono domande, io farei partire il video, comunque se c'è qualcuno che fa domande scrive o comunque chiaramente può contattare, siamo a disposizione. Quindi chiederei a Francesco, la regia, di far partire il video. Buongiorno cari amici, mi chiamo Miki Manojlovic. Voglio salutarti e augurarti un buon festival a Cividale questo settembre. Spero che state tutti bene e
che ci vediamo questo settembre allo spettacolo fino a quando la morte non ci separi. Scritto Mira Furlan. Ho scritto Mira Furlan. Io sono alla montagna, cari amici, e ecco un grande abbraccio lungo 600 chilometri. Ciao. A tutto il pubblico di Cividale e del suo festival. È un onore per me tornare anche in questo anno così strano per tutti noi, umanamente e specialmente per noi del teatro. Ma forse in questa occasione c'è la possibilità di ascoltare appunto le parole così necessarie in questo momento di una grande donna che è stata Etty Lesoon e di trovare conforto per i nostri cuori e le nostre anime. Allora non perdetevi per niente al mondo, deve trattarsi di autentico amore per la vita. A presto. È difficile spiegare cos'è Panico Marrosa. 70 e passa giorni chiusi in casa con un mondo praticamente interrotto ti porta del panico. Tutto quello che era non c'è più, è fermo, è stoppato. Nella testa di un autore scoppiano i ricordi, si cammina diciamo scrivendo, no? Lo scrivere è un camminare. Io ho fatto semplicemente il giocoliere o il direttore di circo in mezzo a queste miriade di pensieri, di cose non inedite, però chi ce l'ha nella vita di tutti i giorni il tempo così di riflettere sull'infanzia o di ricordare un parente è difficile, si corre, invece quello stop ti porta a delle riflessioni più intime. Io poi sono un comico, per cui ovviamente mi sono molto allenato anche alla scrittura comica. È venuto fuori un esperimento drammaturgico molto particolare, qualcosa d'altro rispetto a quello che ho fatto fino ad ora, pur partendo sempre da questo desiderio di ricerca di musicalità che io metto sempre nei testi che scrivo. È una specie di jam session, quindi sono felice di farlo, è un po' intimorito, però grazie di avermi invitato e assisterete alla nascita di un qualcosa che spero diventi un capolavoro. Buonasera a tutti, io sono Michele Marco Rossi e faccio questo breve video per invitarvi con molto piacere al concerto che farò per il Mittelfest l'8 settembre del 2020. Sono molto felice di tornare in un festival a cui sono molto legato, a cui sono molto affezionato come il Mittelfest, e quest'anno il programma che porterò sarà costruito attorno alla parola chiave del festival, che è empatia. Il titolo del programma, che è un programma per violoncello solo, sarà Hurt Heart, che è un piccolo gioco di parole che sovrappone due parole, appunto due concetti che sono secondo me molto vicini, non soltanto all'idea di empatia, ma anche a un discorso proprio puramente artistico e musicale, che sono il concetto di ferita e il concetto di cuore. La ferita e il cuore. E come queste due parole si combinano, si sovrappongono e vanno a coincidere, questo è reso evidente, diciamo, lo scopriremo attraverso gli 8 autori che porterò con me in concerto, e si spazierà dai grandi autori della musica contemporanea, dalle avanguardie degli anni 60-70 fino ai grandi compositori attivi oggi, per arrivare a compositori della musica antica o più vicino alla dimensione di musica popolare. Si andrà dunque da Penderecki, Enno Poppe fino a Fabrizio D'André e a degli anonimi medievali e tanti altri. Io vi ringrazio e allora ci vediamo presto a Cividale del Friuli. Buona serata. Buongiorno, siamo Filippo Ughi e Bintu Ouattara della compagnia Piccoli Dilli e siamo molto contenti di ritornare al Mittelfest quest'anno dopo l'esperienza dell'anno scorso dove abbiamo presentato Senza Sankara. Quest'anno presenteremo un nostro nuovo spettacolo intitolato Dannatamente Libero. Lavoreremo con una drammaturga, Sonia Antinori, e con 2 musicisti, Suleiman Diabate e Ousmane Coulibaly, che suoneranno il balanfon. È un tipo di xilofono africano molto particolare.
e sarà occasione per raccontare certi aspetti della cultura africana, ma soprattutto per parlare di cosa significhi essere africani in Italia oggi, nel 2020, in tempi in cui il colore della pelle assume sempre di più una connotazione anche politica. Ci vediamo al Mittelfest. Ci vediamo al Mittelfest. La testimonianza su Srebrenica è una storia che brucia, è una storia che mi porto addosso, che incarno da 22 anni, un lavoro teatrale che ha fatto tantissime repliche in giro per il mondo e che ancora oggi ci vuole dire, ci dice tantissime cose, ci richiama al nostro senso di responsabilità di cittadini europei e mi ha donato uno sguardo sul mondo, la possibilità di guardare le cose fino in fondo anche nelle sue pieghe proprio più oscure, più buie, e sarà un piacere farla a Mittelfest. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Marta Bevilacqua della compagnia Rearea e sono felice di essere nel programma di Mittelfest per questa importante edizione dedicata all'empatia. Siamo in programma con il Rovescio, con una prima regionale che vede appunto il mio lavoro interpretato da 3 danzatrici e un performer. Il Rovescio è un lavoro speciale perché si interroga sul senso e sulla logica di ciò che è diritto e ciò che è rovescio. Quindi sarà un lavoro avvincente e in questo preciso momento storico anche una grande sfida per il nostro linguaggio, per un linguaggio che è fatto di contatto, di relazione e di vicinanza. Vi porto dunque i saluti di tutta la compagnia e di tutte le professionalità che ci ruotano intorno, musicisti, danzatori, attori, organizzatori, tecnici, ecco, e siamo felici di ripartire anche dal nostro territorio, no? Quindi è importante che questa presenza ci sia e che ci sia finalmente un contatto in teatro con il pubblico, per cui buon lavoro a tutti noi e a prestissimo. Bene, questo era l'ultimo video, allora chiederei se nel frattempo c'è qualche altra domanda. Non vedo nessuno che si prenota. Forse tutte le curiosità sono state soddisfatte, c'è comunque una carta stampa. Non so se mi sentite. Ho acceso il microfono, sono Walter Bristot, Radio Club. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Buongiorno Aris. Do you remember of me? Ciao. Volevo chiedo in italiano, più facile. Lo spettacolo di Germano, cosa si intende? Una trasposizione di sto lavoro che lui ha fatto durante la pandemia, se non sbaglio? Elio Germano made a performance during lockdown, and you have an adaptation of this performance. I can't understand. Aris. No, it is the adaptation of his earlier, work, but it's not specifically for lockdown. He wanted to transport it in virtual reality. So this is coincidentally, that it works for lockdown, but it is such a show. You said what? A Sati show? No, it's such a show. It's his intention. It's not because of the lockdown. Ah, okay. Okay. He just wanted, to go in this technological area. Yeah. Ok? Ci sono altre domande? Possiamo poi mandarti la scheda, Walter, per una spiegazione più dettagliata. Se... Sì, o ci sentiamo con calma, ma in realtà ho visto che avete già mandato il comunicato. Sì, ma poi anche schede le troverai anche sul sito. Sì, ma poi ci sentiamo, tanto c'è tempo. Grazie. Bene, grazie a lei. Bene, allora io direi, se non ci sono altre domande, ricordo la cartella stampa, per chi non l'ha ricevuta la richiede ai nostri addetti stampa. Per qualsiasi domanda siamo a disposizione. Nei prossimi giorni andremo anche a comunicare il pre-festival, le attività che stiamo organizzando proprio
per cercare di fare anche attività all'aperto e in diversi spazi, come abbiamo già detto. E ringrazio tutti per essere stati qui, per aver seguito questa ora assieme, e spero che il programma sia di vostro gradimento. Credo che sia stato fatto un grande lavoro, mi sia permesso ringraziare quindi tutto lo staff del Mittelfest, di tutti i ruoli, dall'amministrazione alla produzione, al tecnico, agli addetti stampa e chiaramente ad Aris, al consiglio di amministrazione, e arrivederci a settembre, o anzi prima, se chi avrà piacere per il pre-festival. Comunque vi aspettiamo a settembre dal 5 al 13 in Mittelfest. Grazie. Thank you. Thank you, Roberto. Thank you.